Ciao a tutti e buona domenica di Pentecoste da Campanaro 67. Dove mi trovo oggi? Sono in via San Martino, ad Ancona, proprio nel centro di Ancona. Pochi metri da qui c'è la Galleria del Risorgimento, davanti a noi la chiesa di Santa Maria della Misericordia, che da quello che ho capito, guardando un video di GFL Campanaro, a fine anno 2024 sono state elettrificate finalmente le 3 bellissime campane che sono della Fonderia De Poli di Vittorio Veneto, e sono anche queste delle bellissime campane. Purtroppo chiedo scusa per il traffico, non è colpa mia, ma questa è proprio una delle zone più trafficate della nostra Ancona. E adesso, visto che manca veramente poco perché dovrebbero suonare alle 11:10, aspettiamo la suonata per la messa delle 11:30. Questa è la campana maggiore e le altre 2 sono laterali e praticamente impossibili a vedersi. Si vedono, anzi, quasi per niente. Eccola. Che frenata scarselliana, accipicchia. Adesso andiamo a chiedere qualcosa e voglio vedere anche chi ha fatto l'impianto. Ora andremo a fare una ripresa all'interno della chiesa. Ed eccoci all'interno della chiesa. Questa chiesa è stata inaugurata praticamente la notte di Natale del 1958, quindi è decisamente recente ed è stata da poco completamente sistemata. Era sempre presa di mira dall'umidità perché si trova nei pressi della vicina Galleria del Risorgimento e la zona qui è molto umida. Questo è il rosone
centrale che si vede anche da fuori, molto bello. L'organo è disposto su 2 parti ai lati dell'altare principale e questo è l'altare principale. Bene, sono tornato fuori dopo la visita dell'interno della chiesa. Ho parlato con il gentilissimo parroco e mi ha detto appunto che le campane da poco sono state elettrificate. Io queste cose le ho viste grazie a GFL Campanaro che già aveva in un certo senso spoilerato l'elettrificazione di queste campane. E mi ha detto un po' di me e via dicendo, molto gentile il parroco, veramente. Volevo vedere il programmatore ma oggi ovviamente è umanamente impossibile. Mi ha detto di tornare magari un giorno feriale e i giorni feriali suonano 2 campane, la seconda e la terza, alle 18:10 per la messa delle 18:30. E ora praticamente sono qui all'inizio di via Isonzo praticamente e non vi dico questa zona, praticamente eccola qua, questa è la Galleria del Risorgimento ed è una zona ad altissima concentrazione di traffico. Ovviamente laggiù in fondo c'è Viale della Vittoria e quindi questo si può dire che è a tutti gli effetti il centro di Ancona. Va bene, per il momento Campanaro 67 vi saluta, vi rimanda ai prossimi video, che probabilmente il prossimo video sarà proprio fatto qui alla chiesa di Santa Maria della Misericordia. Verrò sicuramente a riprendere il suono feriale per la messa delle 18:30. Verrò perché non si sa mai, bisogna vedere anche gli impegni e via dicendo. Comunque penso che al 99% il prossimo video sarà qui. Buona domenica a tutti e ai prossimi video da Campanaro 67. Ciao a tutti, ovviamente un saluto a tutti gli iscritti e simpatizzanti che mi seguono ancora oggi sul canale Campanaro 67. Buona domenica di Pentecoste e soprattutto, siccome fa decisamente caldo, già si sente l'aria dell'estate, buona domenica. Se andate al mare, se andate a fare una passeggiata, ciao a tutti, ai prossimi video.